Arresto nella serata a Vittorio Veneto, in viale Giacomo Matteotti. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della locale compagnia hanno fermato un 32enne di origine tunisina, un senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo, intorno alle 17:30, ha cercato di sottrarsi a un controllo di routine e, secondo quanto ricostruito, ha tentato di colpire i militari a mani nude. I carabinieri sono riusciti poi a immobilizzarlo senza conseguenze per le persone coinvolte. Durante la successiva perquisizione è stato anche trovato in possesso di circa 17 grammi di hashish. Per questo motivo, oltre all'arresto per aggressione, è scattata anche la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza, l'uomo comparirà davanti al Tribunale di Treviso per l'udienza di convalida. I controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Vittorio Veneto, già rafforzati durante le festività, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla notte di Capodanno, in vista dei festeggiamenti in programma in città.